Cosa si cela veramente nel sottosuolo del bosco tra Rosazzo, Poggiobello e Rocca Bernarda veramente? Da alcuni giorni è venuto alla luce uno scottante documento che porta in calce una triste vicenda della guerra partigiana combattuta da queste parti. Si parla di possibili vittime tra le 200 e le 800 gettate in una fossa comune misteriosamente scomparsa a guerra ultimata. Ma al suo interno, oltre ai resti umani, potrebbe essere conservato anche munizionamento da utilizzare non solo per la cacciata dei nazi fascisti, ma anche per il vero piano della missione, l'annessione forzata del Friuli alla nascente federazione jugoslava. Qualcuno dopo 70 anni di silenzio ha iniziato a parlare, si tratta di figli o nipoti di vittime degli eccidi, gente fatta sparire per vendette regresse, per impossessarsi dei beni altrui, con l'unico strumento fattibile, l'arresto con maltrattamenti fuori da occhi e orecchie indiscrete, creando un pseudo tribunale del popolo dall'esito finale scontato, per poi finire dentro una fossa, in modo tale da farne perdere le tracce per sempre. Questo racconta il silenzio del bosco di Rosazzo, più fosse disseminate con perizia geografica che il tempo ha cancellato dalla memoria, ma non dagli incartamenti ufficiali, che oggi riportano alla luce una brutta pagina di storia perpetrata da una mano assassina scambiata per liberatrice.